Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea per andare ad approfondire quelli che sono i temi del giorno. Partiamo con le dichiarazioni del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che interviene sulla polemica migranti che sta in queste ore tenendo banco tra Italia, Francia e Unione Europea. Uno Stato che accoglie 90.000 persone, dice Fedriga, non può essere accusato di poca umanità. Il governatore, a margine dell'incontro per presentare le nuove misure regionali legate al PNRR, dice anche la sua sulla sanità emergenziale e sui reintegri dei medici Novax. Il bollettino che oggi lanciamo serve per coinvolgere sempre di più le autonomie locali e ovviamente il mondo produttivo, perché saranno due strumenti distinti affinché il nostro territorio possa cogliere al meglio l'opportunità del PNRR. Ci sono criticità oggettive nelle tempistiche che dobbiamo cercare di risolvere. La parte informativa sicuramente è uno dei passaggi fondamentali per raggiungere questo obiettivo, e la Regione, dopo la creazione della cabina di regia regionale, il supporto tecnico che riusciamo a dare alle autonomie locali, anche la parte informativa oggi trova una risposta, e ci auguriamo che possa essere utile al fine di far vedere che il Friuli-Venezia Giulia un'altra volta può essere una regione virtuosa a livello nazionale. Presidente, devo farti una domanda di attualità, perché avrei visto il grido disperato degli operatori del pronto soccorso di Trieste. C'è un'emergenza sotto questo fronte? Il problema è molto più vasto, perché ovviamente non è solo una responsabilità della Regione o della SUGI, però c'è un problema culturale di territorio. Allora, questo è purtroppo il problema delle emergenze urgenze, è un problema nazionale. Noi stiamo vedendo chiusura addirittura e una migrazione anche di personale dalle emergenze urgenze verso altre parti, addirittura fuori dalle strutture pubbliche. È un problema che abbiamo sollevato più volte a livello nazionale, perché sicuramente serve un riconoscimento intanto economico verso chi svolge e lavora nelle emergenze urgenze, perché ricordo è un ruolo molto diverso anche dagli stessi colleghi degli operatori di quei reparti, perché banalmente un medico che lavora in un altro settore ha la possibilità per esempio di fare anche attività intramenia, non ha i turni estenuanti che molte volte avvengono, e quindi sicuramente questo è un tema che noi stiamo affrontando anche come conferenza, anche nel confronto con il governo. Per quanto riguarda la carenza invece di medici e di infermieri, anche questo è un tema che siamo molto a conoscenza, non a caso devo dire già un po' di tempo addietro sono aumentate le specializzazioni necessarie per formare nuovi medici. Come ho detto più volte, anche in tempi non sospetti, i tempi di formazione non sono tempi immediati, quindi che avremo avuto degli anni di difficoltà è evidente, e l'abbiamo detto con grande chiarezza, oltretutto in un sistema estremamente stressato dalla pandemia che ha vissuto questi anni con grande difficoltà. E poi c'è sicuramente da affrontare il tema della medicina del territorio, con la quale anche questo a livello nazionale non è ancora stato raggiunto un accordo. Si era cercato di intervenire e si dovrà intervenire per integrare il sistema ospedaliero con quello territoriale, e ognuno ovviamente, perché come è stato ricordato più volte, il problema del pronto soccorso è anche gravato da un problema di carattere sociale più che di pronto soccorso stesso, e su questo ovviamente quindi noi dobbiamo sgravare la parte sociale del pronto soccorso, cosa che oggi non avviene perché ci sono persone che trovano risposte, anche se ovviamente sono risposte assolutamente improprie, perché nel pronto soccorso non si può andare per quello, però dal pronto soccorso stesso. È chiaro che non è che si poteva pensare di tenere per sempre le persone vaccinate escluso, sono misure temporanee, e quindi se il governo decide di integrarle avrà fatto una scelta ponderata. È chiaro però che bisogna lanciare un messaggio al contempo molto forte sull'importanza della partecipazione alla campagna vaccinale. Sorprende, devo dire, questo lo dico con chiarezza, che chi opera in sanità non si sia affidato al mondo della scienza, ma si sia affidato a fantomatiche voci, dicerie e fake news che purtroppo hanno condizionato anche l'efficacia della campagna vaccinale stessa. Sorprende che chi lavora in quel mondo abbia inseguito fattucchiere che raccontavano le loro verità sul vaccino e non la scienza ufficiale. Sì, grazie. Una domanda sui migranti. L'Italia è veramente poco umana? Quando uno accoglie 90.000 persone mi sembra che si possa dire tutto, ma non che non ci sia umanità. Ecco, io valuterei il fatto che questi giudizi arrivano da chi mette migliaia di agenti sulla frontiera per respingere in Italia gli immigrati che vogliono andare in Francia, e venga accusato l'unico paese che invece ha sempre accolto. Dall'altro lato penso anche che l'umanità la si ha rispettando le regole, altrimenti non è umanità ma è anarchia.
Lei è contenta delle iniziative che ha preso finora questo governo? Mi sembrano perlomeno che vadano in una direzione ben chiara dove non si va contro l'immigrazione, si va contro l'irregolarità. L'immigrazione regolare è una ricchezza e può essere una ricchezza se gestita e ovviamente se assorbibile nel nostro territorio, e su questo io la vedo molto positivamente. Ma mischiare tutta l'immigrazione, quella regolare e quella irregolare come un'unica cosa, il primo torto lo si fa agli immigrati regolari, perché purtroppo chi fa questi ragionamenti e si veste magari della bandiera dell'antirazzismo è colui il quale invece esercita un principio di forte razzismo, perché non distingue tra chi rispetta le regole e chi no, ma distingue dal colore della pelle. Io non voglio distinguere dal colore della pelle, io voglio distinguere le persone che stanno nella legalità o chi invece vuole operare fuori dalla legalità. Ed ora parliamo di mercato immobiliare nella nostra regione che non conosce freni. Si è svolta oggi una conferenza stampa in Camera di Commercio dove la FIAIP ha illustrato i dati. Andamento molto positivo, molto positivo. Il primo semestre di quest'anno si conclude con una media del più 5% della provincia di Udine e del più 7% nel capoluogo friulano, quindi nella città di Udine, rispetto al primo semestre del 2022. I tagli che vanno ancora di più sono ancora la casa indipendente col giardino, ci sono ancora dei retaggi mentali del Covid molto forti, e il mercato è stato modificato anche oltre che dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina, e tendenzialmente la guerra ha portato un investimento sulle seconde case, quindi anche i tagli dei mini appartamenti, il mini appartamento si torna a vendere molto bene. Lignano benissimo, Lignano la fa da regina, e per quanto riguarda la montagna friulana Sappada. Sappada è un po' la perla del Friuli per quanto riguarda il turistico montagna. I bonus hanno dato una mano? I bonus hanno dato una grandissima mano, sia gli incentivi regionali, quindi il contributo prima casa, sia gli incentivi nazionali, detti gli incentivi Draghi, che riguardano l'acquisto degli under 36. Sì. I prezzi sono in aumento? Notiamo una tenuta dei prezzi con un aumento medio che va dal 3 al 5% a seconda delle tipologie, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, il 5% sui mini appartamenti, sui tagli piccoli da investimento. Ci sono ancora delle realtà su cui il prezzo tiene e non aumenta, pensiamo agli appartamenti in condomini, ai grandi condomini. C'è una leggera flessione, riteniamo c'è stata una leggerissima flessione negli appartamenti, nei fabbricati numerosi, quindi in realtà condominiali fuori dal centro cittadino. Chiedete qualcosa alla politica? Sì. Continuare con il sostentamento sulle agevolazioni prima casa sicuramente, detassare per quanto riguarda gli affitti delle seconde case, andare a detassare, andare a imparare la cedolare secca anche sulle attività commerciali, e a livello nazionale cercare di tenere sicuramente tutti i bonus che sono stati dati agli under 36. Nussi, per quanto riguarda le nuove direttive del governo, si sta pensando di prorogare questo super bonus, può essere un buon viatico insomma, per continuare in questa espansione del mercato immobiliare? Certamente sì, è un buon viatico, è importante che ci si dia continuità, perché la difficoltà più grande che abbiamo visto anche negli ultimi mesi, negli ultimi anni, era che le norme continuavano a cambiare costantemente, non c'era chiarezza. Quindi avere una norma, seppur magari ridotta, ma che dia una tranquillità futura per gli investitori e per gli investimenti che vengono fatti, è sicuramente un risultato importantissimo. Abbiamo sentito da Marco Ratti che ci sono ombre e luci qua nella provincia di Udine, ma tendenzialmente insomma, si è soddisfatti a livello regionale. Come sta andando il mercato? Beh, sta andando molto bene, devo dire che il 2022 segna comunque numeri importanti. Abbiamo alla fine una previsione di superare le 18.000 compravendite in regione, che è un numero sicuramente alto. Ci sono sicuramente delle ombre, che sono le ombre che vediamo tutti i giorni, il conflitto, l'inflazione, però è un mercato che tiene, è un mercato che comunque dà fiducia. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha finanziato con 35 milioni di euro tutti i progetti presentati dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per la resilienza del sistema irriguo e per la migliore gestione della risorsa idrica. Il Consorzio aveva presentato 5 progetti che sono stati finanziati con il massimo delle risorse previste. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta con la nostra Isabella Gregorato, che ha raggiunto la Presidente del Consorzio Bonifica Pianura Friulana, Rosanna Colocchiatti. A voi la linea.
Grazie Alexis, hai già precisato tu, mi trovo nella sede del consorzio appunto di bonifica della pianura friulana, sono con la Presidente Rosanna Clocchiati. Per voi è una grande soddisfazione il fatto di aver ricevuto, di aver vinto praticamente questo bando, ricevuto quindi 35,2 milioni di euro per tutti i progetti che avete presentato. Il Ministero... diciamo che questo Cultura, noi avevamo presentato 5 progetti per il massimo in cui una regione poteva ambire e partivamo da 8,8 per arrivare a 35, ci siamo arrivati, sono stati finanziati tutti i progetti e questo va dato secondo me come riconoscimento al lavoro fatto dal consorzio come struttura, ma anche un sistema di collaborazione tra la regione e le organizzazioni sindacali degli agricoltori che in tutto questo percorso ci hanno sostenuto. Ecco, va sottolineato che solamente in altre 2 regioni italiane, Veneto e Lombardia, si è raggiunto il massimo importo possibile, che era appunto questo stabilito dal Ministero attraverso il bando. E tra l'altro nelle altre regioni questi fondi sono arrivati a diversi enti. Friuli Venezia Giulia è l'unico ad avere un ente unico che percepisce l'importo intero. Sì, questo sicuramente grande lavoro di squadra. Sì, ci mette nell'insieme delle regioni molto importanti che come dimensioni sono molto più grandi. Va detto anche che però eravamo gli unici in regione che hanno presentato finanziamenti o la possibilità di avere finanziamenti con i progetti e quindi questo dà ancora più soddisfazione, dicendo anche che va a sommarsi questi 35 milioni di euro ai 21 già acquisiti tramite PNR con altri 4 progetti e che di fatto vanno a ricoprire tutta la progettazione che avevamo fatto sul territorio friulano. Ecco, possiamo ricordare ai nostri telespettatori in effetti in che cosa consiste questa progettazione, perché dovrete sistemare tutto il sistema irriguo per evitare che ci siano perdite, per tutelare l'ambiente. Sì, questo tipo di interventi sia sul PNR che su questi del MIPAV di fatto vanno al risparmio dell'acqua e a tutela dell'ambiente. Questa è la priorità, quindi risparmiare acqua facendo una manutenzione sui canali, in questo caso l'ultimo finanziamento riguarda canali importanti che poi portano l'acqua dappertutto e quindi è un lavoro sia per il risparmio di acqua che per l'ambiente che comunque ne beneficia. Ringraziamo Rosanna Clocchiati, che ricordiamo essere Presidente del Consorzio di bonifica della pianura friulana, e qui dalla sede dello stesso consorzio è tutto. Restituisco la linea allo studio, a te Alexis. Grazie alla nostra Isabella Gregorato assieme a Tiziano Campigotto per questo collegamento in diretta da Udine. Ci separiamo per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. Oggi la Regione ha presentato la newsletter sul PNRR, una partita che per il Friuli Venezia Giulia vale 1,6 miliardi di euro. Assessore, un canale per informare su come sta procedendo e come sta andando il PNRR, un tema chiave per il Friuli Venezia Giulia e per tutta l'Italia. Un tema chiave per il nostro territorio, per il suo sviluppo e la sua crescita. L'istituzione della cabina di regia ha rappresentato un momento fondamentale per fare da cerniera con i nostri comuni che molto spesso sono presi da altre necessità impellenti e non riuscivano a cogliere questa grande opportunità. Il lavoro che è stato fatto finora di incontri sul territorio, di messa a disposizione di personale adeguato con competenze per affrontare la sfida del PNR è un lavoro che sta dando i suoi frutti, ne siamo molto soddisfatti perché molti comuni hanno aumentato il numero di partecipazione ai bandi nazionali e questo ovviamente significa che il percorso tracciato è un percorso corretto. Noi abbiamo assegnazioni per 1 miliardo e 600 milioni di euro su questo territorio, è una misura impattante dal punto di vista finanziario, quindi per questo abbiamo attivato anche protocolli di legalità con la Guardia di Finanza e anche protocolli con le Camere di Commercio per fare in modo che ci sia una condivisione ampia delle opportunità, ma anche per contenere eventuali rischi. La presentazione della newsletter di oggi è un ulteriore strumento a supporto di questa attività appunto cerniera, come ho detto, e siamo convinti che possa avere un grande risalto non solo per i nostri enti locali ma anche per il mondo produttivo. A che punto siamo col PNRR? Abbiamo sentito che l'80% dei fondi
per i comuni sono in cantiere, quindi non dovrebbero esserci problemi. La partita complessiva com'è? Com'è lo stato di salute complessivo? Lo stato è buono, abbiamo ovviamente scontato la battuta di arresto derivante dalla pandemia prima e poi dalla coda della pandemia prima e poi anche da questa emergenza energetica che ha fatto sballare tutti i quadri economici. La Regione in questo è entrata immediatamente per mettersi a disposizione degli enti locali, istituendo un fondo di rotazione per anticipare le spese per la progettazione, oltre che una misura cuscinetto per aiutare i comuni che hanno appunto subito degli aumenti sui quadri economici, per dare la possibilità di avere le risorse utili per aggiudicare le progettualità. E quindi io sono fiduciosa che nel 2023 ci saranno risultati effettivamente tangibili anche dal punto di vista proprio reale sul nostro territorio. Più controlli sulla strada da parte delle forze dell'ordine, ma anche prevenzione e insegnamenti rivolti alle nuove generazioni. Questi capisaldi del progetto Uniti per la sicurezza, inaugurato oggi a Pordenone alla presenza delle istituzioni con il coinvolgimento dei bambini delle scuole elementari. Inaugurata oggi a Pordenone la 7ª edizione del progetto Uniti per la sicurezza, che ha visto il coinvolgimento delle istituzioni, delle forze dell'ordine, ma anche dei bambini delle scuole elementari, perché è importante partire proprio dalle nuove generazioni per prevenire quelli che sono gli incidenti stradali, e purtroppo ne vediamo sempre di più sul nostro territorio. Siamo con il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, insomma un'iniziativa importante anche in chiave futura e di prevenzione. Sì, questo dobbiamo innanzitutto dire grazie a queste iniziative che fanno nascere la cultura della sicurezza stradale nelle nostre nuove generazioni e farle crescere proprio secondo le regole di prudenza, e quindi è opportuno che le nuove generazioni abbiano un'importante formazione per quanto riguarda la sicurezza stradale, perché non possiamo continuare a piangere i morti sulle strade. Un'occasione anche per gli adulti per sensibilizzarli su questo tema. Certo, è proprio così. Le iniziative che sono dirette a divulgare la legalità e comunque la sicurezza nel caso specifico della circolazione stradale non sono mai abbastanza. Quindi ben vengano queste manifestazioni che fin da quando i bambini sono piccoli li educano a rispettare la legge, ad essere prudenti e a viaggiare nel massimo della sicurezza, sia che viaggino in macchina che in bicicletta che in motociclo. Questo non ha importanza, l'importante è avere attenzione e essere molto prudenti quando ci si mette alla guida di un veicolo. Per quanto riguarda le iniziative messe in campo dalla polizia per cercare di arginare il fenomeno, per fare maggiori controlli sulle strade, quali sono? Noi abbiamo già iniziato quest'estate ad effettuare dei controlli mirati, soprattutto ovviamente in orario notturno, serale e notturno, per eventuali ipotesi di guida in stato di ebbrezza o comunque di alterazione alcolica o perché dovuta a sostanze psicotrope. E quindi questo lo abbiamo fatto da quest'estate, continueremo su questa linea, coinvolgendo sempre di più anche le polizie locali, e quindi allargando l'ambito di operatività delle forze di polizia, e soprattutto anche per individuare e ovviamente sanzionare eventuali condotte di guida pericolose come l'uso del telefonino durante la guida, che veramente oggi come oggi è ingiustificabile, visto che è possibile parlare col telefonino ma con un viva voce, ma non è assolutamente possibile ed è estremamente pericoloso rispondere a messaggi, leggere messaggini, mandare WhatsApp. Sono comportamenti oltre che diseducativi, sono assolutamente pericolosi per la guida. Uno dei primi accertamenti che vengono fatti quando c'è un sinistro stradale è proprio quello di andare a prendere il telefonino della persona che è stata coinvolta nell'incidente per vedere quando è stato utilizzato l'ultima volta. Quindi questa è una cosa a cui bisogna stare molto attenti. La legge che attualmente noi applichiamo è più che sufficiente come deterrente per comportamenti di questo tipo. Dobbiamo far crescere la consapevolezza nell'utente stradale che questi tipi di comportamento così pericolosi sono assolutamente da evitare. Comandante, un'iniziativa come questa, Uniti per la sicurezza, fondamentale per dare un messaggio alle nuove generazioni, ma non solo, su quanto sia importante stare attenti quando si guida. Sì, il nostro è un ruolo estremamente importante, lo è sempre stato, ma ancora di più negli anni che verranno, dove il mondo della strada
come dico spesso, è il killer più famigerato che abbiamo sul territorio. Noi abbiamo oggi più morti sulla strada di quanti ne faccia per mano la mafia. Sono dei rischi, sono dei pericoli che possiamo tranquillamente gestire con consapevolezza del nostro ruolo quando occupiamo la strada da utenti, occupiamo la strada da conducenti. In questo modo, proprio con queste iniziative in cui cerchiamo di prendere per mano i nostri ragazzi più giovani in una fascia di età in cui non sono condizionati, riusciamo a trasmettere un insieme di regole, ma soprattutto un insieme di valori, quindi con una funzione di educazione civica in queste classi che diventeranno il nostro futuro. Capire che l'educazione stradale non è solo un dovere civico dettato da una norma che ci impone di fare interventi nelle scuole, ma far avvicinare questi giovani al mondo della sicurezza stradale e soprattutto, e questo per noi è importante, a conoscere quello che è il ruolo delle forze che operano su strada con una divisa addosso, è importante per renderli nostri alleati e non nostri avversari. 15 pezzi unici che hanno fatto la storia della fisarmonica saranno in mostra dal 12 al 27 novembre al Palazzo Municipale di Fagagna, tra questi anche lo strumento di Leonardo da Vinci e molti altri pezzi della collezione privata di Denis Biasin. La mostra sarà inaugurata sabato alle 15:30 ed è organizzata dal Centro Culturale Amici della Musica di Villalta di Fagagna. Ci troviamo a Fagagna dove sabato verrà inaugurata una mostra piuttosto particolare, ce la racconta Orfeo Venuti che è il direttore del Centro Culturale Amici della Musica di Fagagna, ma qui in particolare c'è la fisarmonica di Leonardo, anzi non fisarmonica ma l'organo. Sì, abbiamo lavorato molto per allestire questa mostra e tutto è stato possibile grazie al proprietario della mostra stessa che è il musicista Denis Biasin di Azzano Decimo. Ci sarà la possibilità di vedere, oltre a questo che è un po' la punta di diamante, anche altri modelli storici e ci sarà la possibilità di ascoltare il suono di questi strumenti non dal vivo perché non è possibile suonarli, ma attraverso il QR code, un banalissimo cellulare, c'è la possibilità di ascoltare il suono delle fisarmoniche. Questo strumento, a parte il fatto che è molto, molto carino, molto bello da vedere, è una particolarità perché Leonardo ha lasciato uno schizzo, un'idea, e negli anni 70 un artigiano qui della zona, con il suggerimento appunto di Biasin, Denis, ha provato a costruire questo modello e il risultato è stato notevole, tant'è vero è stato esposto anche nel museo della fisarmonica Castelfidardo, che è il cuore della fisarmonica a livello mondiale proprio. E questo non è una fisarmonica vera e propria, è un organo, no? Tant'è vero ci sono le canne, quindi come gli organi portativi medievali. In comune con la fisarmonica però abbiamo il mantice e la tastiera che invece di essere orizzontale come negli organi dell'epoca è verticale, quindi un passo intermedio diciamo con quella che poi è la fisarmonica, che invece di produrre il suono con la vibrazione dell'aria attraverso le canne lo fa attraverso la vibrazione di un'ancia in metallo. Quante fisarmoniche sono presenti qui? Allora, la collezione di Biasin è di circa 50 fisarmoniche, però diciamo, sono state esposte quelle un po' più particolari, o da un punto di vista storico o da un punto di vista meccanico, e quindi qui adesso esposte saranno una quindicina, non sono diciamo, tantissime, però le altre sono magari similari ma hanno le stesse caratteristiche, quindi è stata fatta un po' una scelta. C'è la possibilità di seguire tutta la storia di ogni fisarmonica, no? Ci vuole un po' di pazienza, però anche per chi magari non è appassionato per queste cose, il fatto di poter ascoltare il suono è comunque una cosa abbastanza carini. Poi per quanto riguarda invece, perché noi avremo aperta la mostra il sabato e la domenica sostanzialmente, mattina e pomeriggio, però per le scolaresche che volessero venire a visitarla
abbiamo anche una sezione, diciamo così, no? Allegata alla fisarmonica anche con altri strumenti, per cui sarà presentato un percorso ai bambini sugli strumenti un po' in generale, quindi non solo la fisarmonica ma anche come funzionano un po' in generale gli strumenti a fiato, gli strumenti a cordi, gli strumenti a percussione, quindi viene presentato sostanzialmente l'aspetto appunto della suddivisione degli strumenti in famiglie e del loro funzionamento. E quindi insomma avete fatto un bel lavoro, diciamo, di allestimento e soprattutto insomma è grazie alla vostra associazione se è qui. Sì, l'associazione che fra l'altro quest'anno celebra i suoi 40 anni di attività e allegata adesso a novembre, oltre a questa mostra, abbiamo anche una serie di concerti, organizziamo tre concerti che sono a conclusione di un progetto iniziato la scorsa primavera e in collaborazione con altre 3 scuole di musica, quindi siamo in 4 scuole, Fagagna, il Bon di Colugna, la scuola di Codroi, poi la scuola di Mortegliano, che hanno partecipato ad un bando regionale e con il finanziamento ottenuto grazie al bando sono stati organizzati dei corsi dei bambini, la musica per tutti, e circa un centinaio di bambini sono stati coinvolti nelle quattro scuole che adesso stanno concludendo il loro percorso e a conclusione del percorso c'è un altro settore del bando che finanzia i giovani concertisti. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordo al prossimo appuntamento con l'informazione in diretta alle 16:30, buona giornata.